Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di questa edizione. Salvi gli stipendi dei lavoratori AMAP a Palermo, sbloccati dal Comune 3 milioni per pagare le forniture e gli emolumenti dei dipendenti. Elezioni a Catania, il centrodestra prende tutto o quasi. I partiti che hanno sostenuto il nuovo sindaco Trantino conquistano 30 dei 36 posti a Palazzo degli Elefanti. A Ragusa e Trapani larghe maggioranze per Cassì e Tranchida. Bomba ecologica a Misilmeri, il fiume Eleuterio invaso da oltre 1000 metri cubi di scarti edilizi scaricati dai camion, 5 gli indagati. Il caso del ticket alla Scala dei Turchi, annunciato l'affidamento al parco archeologico Valle dei Templi e il pagamento di un biglietto d'ingresso. I proprietari del sito smentiscono l'accordo e la regione precisa l'intesa riguarda solo la parte demaniale. Pallavolo, la Saturnia dice sì alla Superlega. Entro la prima decade di giugno verrà perfezionato il trasferimento del titolo di Vivo. Il grande volley torna a Catania dopo 26 anni. Buonasera dal nostro telegiornale. Dunque sono salvi gli stipendi dei lavoratori AMAP. Dal Comune di Palermo arrivano 3 milioni per pagare gli emolumenti dei dipendenti e le forniture. Al momento dunque scongiurata l'emergenza. Marco Gullà. Nel primo pomeriggio arriva la notizia più attesa. Si intravede la luce nella delicatissima situazione dell'AMAP, l'azienda del Comune di Palermo finita con i conti sequestrati per una vicenda giudiziaria nella quale sono coinvolti anche alcuni suoi ex vertici. La procura ha accolto parzialmente l'istanza presentata dal legale della società. I 3 milioni messi sul piatto dal Comune di Palermo andranno quindi direttamente su un conto corrente e serviranno a coprire le spese per pagare gli stipendi dei lavoratori e garantire il carburante ai mezzi. Insomma, non ci sarà emergenza cittadina, considerato che fino a questa mattina i dipendenti avevano manifestato davanti alla prefettura di Palermo tutto il loro disagio per non aver ancora ricevuto lo stipendio. L'AMAP, che oltre a svolgere il servizio idrico integrato nella città di Palermo, garantisce l'approvvigionamento idrico ad altri servizi e a vari comuni della provincia, quindi non si fermerà. Questo sicuramente da un lato può essere considerato un passo avanti e su questo versante esprimiamo sicuramente soddisfazione perché i lavoratori possono ben sperare rispetto al fatto che a brevissimo gli stipendi verranno erogati. Chiaramente la vertenza non è risolta perché se non la si affronta in termini strutturali e se non si trovano delle soluzioni che siano a lungo termine, fra pochi giorni rischieremmo di trovarci esattamente nella stessa condizione odierna. Per il dissequestro dei 20 milioni di euro invece bisognerà attendere la decisione del riesame che arriverà nei prossimi giorni. Intanto le manifestazioni non si fermano, per domani previsto un nuovo sit-in. E c'è una notizia, un forte temporale si è abbattuto nella zona di Carini in provincia di Palermo dove un torrente si è ingrossato fino ad esondare. Strade scantinati allagati anche nella vicina Capaci e a Isola delle Femmine. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco in soccorso di automobilisti rimasti bloccati. A Palermo alcune strade che sono allagate si sono allargate, pericolose voragini. Ad Altofonte alunni evacuati da una scuola. E andiamo alla politica. La vittoria del centrodestra a Catania definisce gli equilibri a Palazzo degli Elefanti. I partiti che hanno sostenuto il nuovo sindaco Trantino conquistano 30 dei 36 posti in consiglio comunale. Tra le opposizioni si salva solo Caserta che va oltre il risultato delle sue liste. Luca Ciliberti. Catania attrazione centrodestra, la coalizione stravince in città e in generale in tutti i comuni chiamati nel voto nell'Interland etneo. In città vince Fratelli d'Italia e il nuovo sindaco Enrico Trantino certifica per la prima volta a Giorgia Meloni la guida di una grande città. È un unicum in Italia. Le 7 liste del centrodestra totalizzano il 70% dei voti, il candidato sindaco però va sotto le liste di 1 migliaio di voti e totalizza il 66% delle preferenze, il 13% in più però rispetto al suo predecessore Salvo Pogliese
Pugliese nel 2018. L'ex sindaco, oggi coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, però festeggia anch'esso e trova il successo della sua lista a Catania. Si piazza prima con il 15% dei voti, ai quali si aggiunge l'8,5% della lista Trantino. Complessivamente il 23,5% per l'area dei patrioti catanesi, e Pugliese si prende anche una rivincita sulle malelingue che lo volevano in calo in città, centrando l'elezione di 8 consiglieri comunali suoi di riferimento, tra i 10 eletti certamente in Fratelli d'Italia e lista Trantino. Ballerebbe ancora il 7° eletto nella lista Fratelli d'Italia, che porterebbe il totale a 11. In 2 consiglieri comunali superano le 2000 preferenze personali, sono Daniele Bottino e Andrea Barresi, entrambi uscenti. Ottimo risultato anche per gli autonomisti. Le 2 liste di Raffaele Lombardo, Grande Catania e Movimento per le Autonomie, portano in consiglio 6 rappresentanti. Bene anche Forza Italia, che prende il 12% ed elegge 5 consiglieri. Tra questi spiccano Riccardo Pellegrino, che si era candidato a sindaco alle ultime amministrative da indipendente, e Pier Maria Capuana, giovanissimo ex assessore a San Giovanni alla Punta. La Lega piazza 5 consiglieri con l'11% e in provincia risulta sempre primo partito. Anche Totò Cuffaro festeggia il suo 6%, che gli garantisce oggi 3 seggi in aula. Rimuginano le opposizioni. Malissimo il Movimento 5 Stelle, prende solo 2 consiglieri. Tra questi non ce la fa l'ex deputata Gianina Ciancio, che perde il seggio al fotofinish. Il PD potrebbe alla fine salvare la debacle totale vedendosi assegnare per qualche manciata di voti un 4° seggio, che arriverebbe proprio a discapito di Fratelli d'Italia. Discorso a parte per il candidato sindaco Maurizio Caserta, che entra in consiglio comunale da miglior secondo, prende 4.000 preferenze in più e supera di 6 punti percentuali le liste che lo sostenevano. Anche a Ragusa e Trapani si compone il quadro in consiglio comunale. Nella città iblea perdono terreno i partiti nazionali. Le liste civiche a sostegno del sindaco Cassì ottengono 17 seggi contro i 7 delle opposizioni. Scenario simile a Trapani, dove il primo cittadino Tranchida avrà l'appoggio di 16 consiglieri su 24. Roberta Lunghi. Con la vittoria schiacciante con il 62,92% di Peppe Cassì a Ragusa e del suo movimento civico, vengono messi in ombra i partiti nazionali di destra come di sinistra, dove al primo posto c'è il PD con l'8,38%, a seguire Fratelli d'Italia con il 7,54%, il Movimento 5 Stelle con il 5,93%. Tutte le liste a sostegno di Peppe Cassì superano lo sbarramento del 5%. A supporto del sindaco rieletto andranno 17 seggi. Peppe Cassì, sindaco Ragusa 2023, ha ottenuto 8 seggi grazie al 27,96% della lista più votata. A Partecipiamo Ragusa Futura vanno 4 seggi, 2 seggi ciascuno sono andati alle liste Ragusa Prossima e Ragusa Terra Madre. Un seggio è andato a De Luca per Ragusa. Le liste a supporto di Riccardo Schininà che entreranno in consiglio comunale saranno il Partito Democratico, 2 seggi, anche Generazione Demos con 2 seggi, infine un seggio a territorio. Non spetterà un posto di diritto a Schininà come secondo eletto per non avere raggiunto il 20% delle preferenze. In consiglio comunale a Ragusa entra anche Fratelli d'Italia a sostegno di Giovanni Cultrera, ottenendo un seggio anche al Movimento 5 Stelle che sosteneva Firrinceli. Il consigliere più votato a Ragusa fa capo alla lista Cassì sindaco, si tratta di Gianni Giuffrida con 1017 voti. Trapani, altro capoluogo che riconferma il suo primo cittadino in Giacomo Tranchida con il 42,45%, mostra in consiglio comunale la predominanza delle liste, in particolare quella a sostegno di Maurizio Miceli, secondo arrivato, con la lista Amo Trapani, Miceli sindaco, che è la più votata con il 16,49% e che ottiene 3 posti in consiglio comunale. Sono 16 i seggi raccolti complessivamente dalle liste a sostegno del neoeletto Tranchida, che superano tutte la soglia di sbarramento del 5%. A Trapani Tua con Tranchida 4 seggi, Polis Tranchida sindaco 2 seggi, così come Trapani con Coerenza, Sviluppo e Solidarietà, i Democratici, Tranchida il sindaco per Trapani, Uniti per Trapani e Trapani al centro. 7 seggi in consiglio comunale vanno alle liste che hanno sostenuto il candidato di centrodestra con l'unico simbolo nazionale di Fratelli d'Italia, che con il 9,76% ottiene 2 seggi, 2 anche a Noi con la Sicilia. Tra gli eletti con Uniti per Trapani c'è Giovanni Parisi, che ha ottenuto più di 500 voti. In Regione si tirano le somme delle elezioni amministrative. A tenere banco sono il risultato di Trapani e il caso Turano, che potrebbe avere conseguenze sulla composizione della giunta Schifani. Intanto la DC di Cuffaro e Sud Chiama Nord di De Luca conquistano 5 sindaci su 5 candidature alla poltrona di primo cittadino. Maglio Viola.
Lo scontro era nell'aria da tempo e questa volta il presidente della regione non lo eviterà. Il risultato elettorale di Trapani agita la coalizione di centrodestra alla regione. Se è vero che proprio il centrodestra ha vinto quasi ovunque, proprio a Trapani la rielezione del sindaco di sinistra uscente Giacomo Tranchida brucia. Brucia perché il candidato di coalizione, Miceli, ha ottenuto un buon risultato e non è arrivato distante dal sindaco eletto. E se al suo fianco ci fosse stata anche la Lega, la vittoria sarebbe stata a portata di mano. Ma gli uomini di Mimmo Turano, assessore regionale, ex UDC e oggi in giunta proprio in quota Lega, sotto le insegne di una lista civica, hanno corso con e per Tranchida. Un tradimento percepito come tale anche da Schifani. Adesso a formalizzare la richiesta di intervento è Giampiero Cannella, coordinatore di Fratelli d'Italia a Palermo, che vuole la testa di Turano, politicamente parlando. Ma il tagliando alla giunta regionale era in programma a settembre, dopo l'estate, e questo potrebbe essere un problema. Le elezioni amministrative hanno consegnato però anche altri dati che possono avere peso. Nel centrodestra cresce la voglia di centro. Forza Italia tiene e si conferma un po' ovunque, mentre la DC di Totò Cuffaro elegge ben 5 sindaci, mentre avrà assessori in altri comuni. A Modica e Licata è addirittura il primo partito. 2 dei 5 sindaci sono eletti nell'Agrigentino. Una presenza crescente che, anche in virtù dei buoni rapporti fra Cuffaro e Schifani, potrebbe significare qualche spazio in più alla regione, anche se non in giunta. Ma non è l'unica forza politica a mostrarsi in salute. Sud chiama Nord di Cateno De Luca elegge a sua volta 5 sindaci. Sono 5 deputati regionali che andranno a fare anche i primi cittadini, insieme allo stesso De Luca, sindaco di Taormina. Resta da capire la collocazione politica di questa formazione, che con le opposizioni dialoga davvero poco. Si disegna uno scenario che comincerà a chiarirsi però soltanto dopo i ballottaggi. Una notizia di cronaca: incidente mortale sulla strada Vittorio Scoglitti. La vittima è Sergio Scribano, di 37 anni, vittoriese. L'uomo viaggiava in sella ad una moto che si è scontrata con un'auto. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata nella zona di Contrada Zaffaglione. Scribano è finito sull'asfalto ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Il fiume Eleuterio a Misilmeri era diventato una discarica abusiva, scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti provenienti da demolizioni edilizie miscelati ad altri tipi di rifiuti. Sono 5 gli indagati. Sentiamo. Lo vedete, il cassone del camion che si ribalta sversando di tutto. I materiali di risulta provenienti da un cantiere per la costruzione di un centro commerciale erano direttamente scaricati sul letto del fiume Eleuterio, diventato una bomba ecologica. I carabinieri della compagnia di Misilmeri e i militari del centro anticrimine Natura di Palermo hanno denunciato la legale rappresentante di una ditta di costruzione di Misilmeri, 3 dipendenti e un palermitano. Gravissimi danni sul fiume, modificati gli argini con rischi di natura idrogeologica per tutta la zona circostante, dovuti al restringimento dell'alveo e dallo sbarramento del regolare deflusso delle acque. I carabinieri hanno scoperto anche 21 sversamenti illeciti, tutti sull'Eleuterio, provenienti da demolizioni edilizie, miscelati ad altre tipologie di rifiuti, di plastica, pneumatici, imballaggi e metalli, livellati poi con l'utilizzo di una ruspa. Scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti, l'inchiesta ha portato al sequestro preventivo anche di una zona di 1000 metri quadrati, autocarri e mezzi meccanici dell'area di un cantiere, di un immobile nel quale venivano stoccati rifiuti pericolosi in attesa di essere smaltiti sul letto del fiume. Il valore dei beni sequestrati ammonta a 1,5 milioni di euro. L'elenco delle contestazioni è lungo: inquinamento ambientale, gestione e stoccaggio illecito di rifiuti speciali, realizzazione di discariche abusive, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sui beni paesaggistici, distruzione e deturpamento di beni naturali, nonché danneggiamento di acque pubbliche. E ancora cronaca: i finanzieri di Palermo hanno sequestrato 47 kg di hashish nascosti in un autocarro. Nel corso di un controllo di routine, durante l'identificazione del conducente del mezzo, i militari hanno notato nell'uomo un nervosismo sospetto. Da qui la decisione di effettuare una più approfondita attività di ispezione dell'autocarro e il ritrovamento della droga che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 500.000 euro. Il corriere, di nazionalità italiana, è stato posto ai domiciliari. Tra annunci e smentite diventa un caso la gestione della Scala dei Turchi a Realmonte. Sarà curata dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, che prevede il pagamento di un ticket d'ingresso per visitarla. I legittimi proprietari del sito naturalistico smentiscono la notizia e dichiarano che non esiste nessun accordo. Davide Sarto.
Diventa un caso la nuova gestione pubblica della Scala dei Turchi di Realmonte. Tra annunci in pompa magna di enti autorevoli e smentite clamorose dei legittimi proprietari del sito naturalistico, il rischio che l'utilizzo rimanga senza regole è davvero molto alto. Ma andiamo con ordine. Ieri, durante la cerimonia di riapertura della villa romana di Durrueli, è stato annunciato l'affidamento della Scala dei Turchi al Parco Archeologico della Valle dei Templi, con il pagamento di un biglietto per accedere in sicurezza alla Scala dei Turchi. La possibilità, anzi più che una possibilità, di una convenzione che stiamo proprio mettendo a punto negli ultimi giorni di questa settimana, che vedrà la collaborazione tra Parco della Valle dei Templi e amministrazione comunale di Realmonte, che ci darà aiuto, supporto, valorizzazione di quest'area, che potrebbe avere anche un interesse per quanto riguarda una visita contingentata e accompagnata alla Scala dei Turchi. Verranno predisposti servizi per abbattere le barriere architettoniche, verranno predisposti servizi per accompagnare i turisti di informazione, infopoint, insomma una macchina vera di gestione per una corretta fruizione. Dichiarazioni che hanno irritato i legittimi proprietari della Scala dei Turchi, la famiglia Shabarra, i quali hanno subito stoppato l'entusiasmo scagliandosi contro Regione, Parco e Comune per aver diffuso notizie false alla stampa. Senza il nostro consenso, si legge in un comunicato diffuso dagli avvocati Scozzeri e Cremona, non si ha alcuna facoltà di decidere i termini, i ticket, la fruibilità relative alla gestione della Scala dei Turchi. Non esiste nessun accordo tra i proprietari e gli enti. I legali inoltre rilevano che esiste una convenzione siglata alla Regione tra la famiglia Shabarra ed il Comune di Realmonte, che affidava a quest'ultimo la gestione temporanea fino al 30 luglio 2023 della Scala dei Turchi. Nel frattempo la contesa prosegue anche nelle aule giudiziarie. A giugno si terrà al Tribunale di Palermo l'udienza relativa alla controversia civile tra la famiglia Shabarra ed il Comune di Realmonte per la gestione del sito. Tutto questo mentre una nuova stagione estiva è alle porte, senza mettere la parola fine all'utilizzo improprio della meravigliosa scogliera di Marna Bianca. E nel pomeriggio è arrivata la precisazione da parte del Parco della Valle dei Templi, secondo cui l'accordo per la gestione del sito riguarda esclusivamente la zona demaniale e non l'area di competenza privata. Un'area demaniale di circa 1800 metri quadrati che è stata delimitata con decreto regionale. Novità sul caso del solarium di Levanzo, sequestrato dalla Capitaneria di Porto e poi dissequestrato per intervento del Tribunale. Sulla vicenda interviene anche la Sovrintendenza ai Beni Culturali di Trapani, che ha ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi perché ci sarebbe difformità tra il progetto realizzato e quanto hanno potuto constatare i tecnici sul posto. Contro questa decisione la società che stava realizzando la struttura presenterà ricorso. E noi andiamo in pubblicità, TG Sicilia torna tra pochissimo, non mancate. Bentornati, siamo al calcio, si complica la cessione del Messina, il presidente del Messina Pietro Sciotto frena sul passaggio di proprietà del club, non c'è l'accordo economico con l'imprenditore Fabrizio Mannino, il futuro dell'ACR è sempre più incerto. Sergio Colosi. Si complica la cessione dell'ACR Messina. Il presidente Pietro Sciotto spiega in un comunicato stampa che al momento non è pervenuta alcuna offerta reale per l'acquisto delle quote societarie, smentendo la notizia di una proposta da 3 milioni di euro formalizzata e rifiutata dalla proprietà. Dall'altra parte l'imprenditore torinese con origini palermitane Fabrizio Mannino avrebbe ricevuto però una lettera dallo stesso Sciotto in cui quest'ultimo spiega che il valore attribuito alla società non è conforme alla sua valutazione, ma confida in una trattativa seria che porterà certamente risultati ottimali per entrambi. In sintesi la risposta di Sciotto a Mannino è no, ma riparliamone. La differenza tra domanda e offerta potrebbe essere di circa 1 milione di euro, ma non solo. Sciotto ha anche chiesto di inserire nella trattativa il patto di assoluta riservatezza, sottoscritto dalle parti, e di non trattare la questione degli stadi, per i quali Mannino ha chiesto una concessione trentennale, perché fuori dal controllo della CR Messina, in quanto gli impianti Celeste Francoscoglio e il Palasport nella zona di San Filippo sono di proprietà del comune.
A questo punto la cessione del club è sempre più in salita e il 7° campionato di Sciotto nel Messina ha un'ipotesi tanto possibile quanto carica di incertezze. Potrebbe essere uscito di scena l'imprenditore romano Manuele Ilari, che a Sciotto avrebbe proposto la formula di un pagamento a rate. Catania è pronta a riabbracciare il grande volley. La Saturnia dice sì alla Superlega. Entro la prima decade di giugno verrà perfezionato il trasferimento del titolo di Vibo Valentia. La pallavolo etnea torna nella massima serie a 26 anni di distanza. Angelo Gaiano. L'intesa con la federazione c'è già, ma per la ratifica serviranno ancora una decina di giorni, quelli per intenderci necessari per gli adempimenti tecnici. Catania, grazie alla Farm Italia Saturnia, è pronta a fare il suo ritorno dopo 26 anni nell'Olimpo del volley nazionale. Un doppio salto inaspettato che inorgoglisce il presidente Luigi Pulvirenti. Un'opportunità ma anche una grande responsabilità, quella di rappresentare il nostro territorio nella massima serie pallavolistica, nel campionato più bello del mondo. Dopo 26 anni. Adesso aspettiamo che la trafila burocratica, che ci sono dei tempi che vanno rispettati, dei passaggi burocratici che vanno confermati. Il 6 giugno il Consiglio di amministrazione della Lega ha 5 giorni per ratificare tutti i movimenti, quindi i tempi tecnici sono questi. Realisticamente entro il 10 giugno questo percorso sarà concluso. L'acquisizione del titolo di Vibo Valentia sarà, lo ricordiamo, gratuita, ma il management della società etnea prima del via libera ha valutato la sostenibilità del progetto Superlega, decisivo il sostegno economico di Farm Italia. Farm Italia c'è, ha fatto un ulteriore sforzo e supporterà tutto questo. Speriamo ci supporti anche la città e i tifosi. Ridisegnato l'organigramma societario, nelle prossime settimane la dirigenza lavorerà anche per rinforzare la squadra, che sarà allenata ancora da Valdo Cantor. Noi ripartiremo da Valdo Cantor con degli innesti importanti nel settore tecnico. Sarà un campionato molto complicato, dove il nostro unico obiettivo ovviamente sarà la salvezza. Siamo fiduciosi di poter mettere assieme una squadra competitiva. Ovviamente tutti gli annunci li faremo dopo che tutti i passaggi burocratici saranno consumati, perché è giusto e rispettoso fare in questo modo, però insomma siamo fiduciosi che una squadra che possa essere competitiva per l'obiettivo stagionale, che è salvarsi, riusciremo a metterla insieme. Grazie alla Farm Italia Saturnia il Sud continuerà ad avere una squadra in Superlega, dunque nel campionato più importante al mondo. E per stasera dal TG Sicilia è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.